Ecco, mi sembra interessante questo comunicato che è uscito sul blog Fuori dal Ghetto, scritto da Elena Lattes che è stato poi anche diffuso da varie agenzie, tra cui Informazione Corretta. E a proposito di questa manifestazione qui a Udine, vicino lontano, scrive: avrebbe dovuto parlare domenica scorsa, ma dopo aver visto la calorosa accoglienza riservata ad esponenti del fondamentalismo religioso, ha rinunciato, concedendo soltanto un'intervista privata con le motivazioni del suo rifiuto. Credo che si Questo riassuma. è un succo, no? Ecco, sì. Eh, sono tutte le 5 V del giornalismo. Vabbè, ma al di là di questo, l'intervista l'hai lasciata a noi abbiamo una bella Io. patata qua, E noi ci trovavamo domenica al momento che doveva cominciare il suo intervento, aspettavamo lì, mancavano 10 minuti alle 4, mi ricordo bene. Poi io ti ho visto fuggire concitato e eri, diciamo, incomprensibile, come spesso succede in questi momenti così. Sì, ti ricordi, noi eravamo tutti belli pronti Ecco, a con tutte le questa telecamere conferenza. piazzate dentro e Sì. fuori. Sì, e Per allora ecco- non sapevamo se dovevamo andare lì a prendere il motorino, prendere la macchina, non No, avevo diciamo capito che niente. a un certo E punto è arrivata questa ecco, telefonata al mio cellulare che era acceso per ecco, miracolo, non tu doveva mi hai essere riferito acceso, infatti. e io non credevo alle mie orecchie. Sì, E poi sono venuto, tu mi hai visto uscire frettolosamente dalla chiesa, rientrare, ti ho sì, preso, cosa ho fatto? Mi ricordo di averti prelevato fisicamente sì. e ti ho detto Io telegraficamente andiamo andiamo. da Chardot che vuole parlare con noi. E Questo, sì, questo è questo stato... che io ho Questo, mollato tutto, avevo anche il cellulare, l'ho mollato ti dentro la ricordi che chiesa. abbiamo C'era dovuto... Vanessa. Siamo Sì, dovuti tornare dopo a recuperare le cose che abbiamo lasciato. infatti. E ho avuto anche i miei problemi col parcheggio, comunque è stata un'esperienza veramente incredibile. Tutto che avveniva momento per momento, non sapevamo niente di quello che, della piega che avrebbe preso dopo. Mi ricordo che, se non sbaglio, la Vanessa è rimasta lì per riprendere il comunicato Sì, le è che rimasta per sarebbe stato riprendere diffuso. la sala, La sala, San la gente. Francesco. San Francesco comunque l'ha Sì, ripresa lei, sì, perché le era lì abbiamo che. detto guarda noi ce ne andiamo, Sì, tu rimani qui, sì. io e te E mm, siamo andati all'albergo di Javan. a raccogliere le sue dichiarazioni Sì, impressionanti, voglio dire, sì, tutta la vicenda rocambolesca ha in questo di 40 minuti un fulcro roteante come le sì, parole, insomma, fortissime sì. di Cherdot che insomma hanno il loro peso, no? Sì, ci ha fatto molto riflettere questa sua. Perché diciamo, si capisce che le intenzioni, alla luce di quanto ha detto Chardot, le intenzioni sono ottime, le intenzioni di una manifestazione del genere, abbattere i luoghi comuni, avvicinare le culture, capirsi, eccetera. Però lei è stata un po' quello che anche le parole di Tellì ha messo in evidenza, cioè la verità che viene fuori. A un certo punto, se in nome del dialogo noi non possiamo stravolgere quello che è la realtà, far passare Khatami un, eh, come un artefice del dialogo e del riformismo, certamente non può mettere in ombra quello che è la violazione dei diritti umani, a cui lui ha dato un notevole contributo da presidente. E questo lo dico non come opinione personale, ma lo dico alla luce di quello che abbiamo raccolto dalle dichiarazioni di Chardot, Vabbè, che ha lei parlato di violazione si dei era diritti umani. espressa in altre sedi e poi non era l'unica, naturalmente, a poter, e non è l'unica a conoscere quella realtà. Diciamo che questo episodio udinese, questa finestra di vicino lontano che si infrange con un gesto francese in salsa iraniana, chiamiamolo come vogliamo, è qualcosa comunque su cui noi stiamo riflettendo. E Certamente. è un Non gesto, solo noi, perché la storia è andata avanti sui giornali, soprattutto su internet, su c'è internet. stato grande interesse, no? Tu hai potuto seguire
i contratti del nostro blog, del nostro Sì, sito che hanno avuto, no? sì, un seguito.